Ferragosto di gran lavoro per il soccorso alpino, chiamato ad intervenire senza sosta. È stata una giornata di festa per tutti, ma non per i volontari che nell'Agordino hanno recuperato un 61enne di paese stroncato da un malore a Casera de Campo e che hanno aiutato bikers ed escursionisti. Interviene sull'irresponsabilità di troppi frequentatori di ambienti ostili anche il governatore del Veneto. Noi non possiamo, oltre a pagare economicamente, pagare con vite umane, mettere a repentaglio la vita dei nostri volontari che io non finirò mai di ringraziare, perché qualcuno magari si perde in montagna perché non sa neanche leggere una cartina topografica dei sentieri, perché accade anche questo. I tempi non consentono di sprecare nemmeno un euro, le risorse sono preziose e così di fronte a troppa irresponsabilità ecco l'affondo del presidente Zaia. Una volta certificato il comportamento superficiale sarà inviato il conto, fermo restando l'impegno a garantire il servizio a chi veramente lo necessita. La garanzia a tutti del servizio di assistenza, però poi se tu hai creato una valanga facendo un fuoripista in una zona non autorizzata, paghi il conto e lo paghi salato. È una delle battaglie dell'ULSS 1 Belluno, il recupero delle spese di volo dell'elicottero del SUEM 118 quando interviene per soccorsi non di natura sanitaria, una battaglia che trova ora nel presidente della Regione Veneto un convinto sostenitore.